Allora, flash mob per rivendicare uno spazio per praticare lo skate. Sì, oggi ci siamo trovati qui con i ragazzi, io sono un genitore, diciamo, ho portato avanti un po' la voce di questi giovani per far capire che esistono sostanzialmente, perché loro si occupano di un'attività che è poco conosciuta, pur essendo diventato uno sport olimpico, quindi di fatto è uno sport vero e proprio, e hanno uno spazio che è purtroppo degradato e abbandonato. E il sindaco ci ha dato tante volte la disponibilità per sistemarlo. Un anno fa ci aveva detto addirittura che i lavori sarebbero partiti, però è passato un altro anno sostanzialmente e quindi oggi era per far capire che i ragazzi ci sono e hanno bisogno dei loro spazi. Avete avuto rassicurazioni quindi dal sindaco Enzo Severin che ci sono i soldi e saranno presto realizzati i lavori? Sì, mi ha fatto molto piacere che fosse presente questa mattina il sindaco, il nuovo sindaco, e questo mi dà speranza perché infatti i lavori possono essere fatti. Speriamo che appunto dal qua ancora qua, dalle parole si passi veramente ai fatti, perché ripeto è passato un anno, per l'amor del cielo, c'è stato il Covid, ci sono state un sacco di problematiche che vanno al di fuori della nostra portata, però comunque i lavori si potevano fare e mi auguro che vengano fatti al più presto. Voi siete un'associazione sportiva? Ma io nella fattispecie no, rappresento i genitori, però c'è un'associazione sportiva che può gestire il park alle condizioni che saranno stabilite insieme, però l'importante è che si raggiunga un risultato nei tempi previsti e che venga dato corso a una cosa che è stata promessa da tanto tempo.